Questo sicuramente il sentiero più bello è stato il primo che una quindicina d'anni fa è stato tirato fuori tutta la sentieristica del comune. Chiaramente siamo onorati perché questi ragazzi che vengono un po' da tutta la provincia di Treviso e anche hanno dedicato questa giornata a Castelcucco per queste manutenzioni e quindi ci fa veramente piacere e quindi è un bel momento. Visto i numeri delle presenze, eravamo circa più di 50 persone perché poi a loro si sono uniti anche i nostri ragazzi del gruppo Castelcucco Young, quindi è una sorta di gemellaggio di giovani e abbiamo diviso 3 cantieri sostanzialmente, quindi abbiamo tre gruppi di lavoro su 3 cantieri diversi che messi assieme formano e fanno una manutenzione sul percorso del sentiero della Val di Atorre. Abbiamo di fatto una rappresentanza di tutte le associazioni del paese, dagli alpini che poi ci ospiteranno per un rancio a mezzogiorno e alla Proloco, all'associazione poi dell'Avis, dei carabinieri in congedo, un po' c'è la rappresentanza di tutte le associazioni del paese, quindi un bel momento di unione post-Covid per creare un po' le basi di una ripartenza tutti assieme. In realtà veniamo un po' da tutto il Triveneto, cioè la più lontana arriva da Trieste, Verona, Padova, insomma tutti belli sparsi e siamo tutti ragazzi tra i 15 e i 30 anni, apparteniamo al Rotaract e all'Interact e abbiamo deciso di intervenire per trasformare in realtà quello che facciamo tutti i giorni, ovvero un servizio alla comunità, quindi un'ampia progettualità che non solo spazia dalla cultura al volontariato attivo con ragazzi disabili, realtà come l'autismo, ma aiutare, non so, l'istituzione comunale, l'istituzione paesana che è la prima, la comunità che ci circonda, per valorizzare quello che la natura ci offre, in questo caso questo bellissimo sentiero. Praticamente nell'annata 2019-2020 con il distretto c'era da pensare comunque a un progetto che avesse come tema l'ambiente e quindi il nostro club aveva appunto pensato alla sistemazione di alcuni sentieri nel nostro territorio e appunto era da fare nell'annata 2020, ma la pandemia purtroppo ha bloccato tutto e quindi abbiamo aspettato la bella stagione dell'anno 2021 per iniziare questo progetto. È un'opportunità che mi è stata presentata dal presidente dell'Interact Club di Asolo, in collaborazione anche con Francesco Roberto dell'RD Rotaract. È stata un'esperienza che penso che abbia aiutato a unire le persone e a riprendere l'attività dopo 2 anni che sono stati sicuramente complicati a causa dell'emergenza Covid e penso che questo può essere un buon punto per ripartire per i prossimi anni. Diciamo che fin da piccolo sapevo che in questa zona c'era un faggio di una certa dimensione. Naturalmente quando sono entrato all'amministrazione una delle prime cose che mi sono prefisso era appunto di valorizzarlo e cercare anche di preservarlo e quindi ho attivato i servizi forestali, nella specie del nostro comandante Marco Dalla Gassa, e che ha chiamato i suoi colleghi di Treviso, appunto della sezione alberi monumentali, che sono venuti qui, hanno misurato e naturalmente catalogato la pianta, hanno visto la sua, diciamo, salubrità, nel senso che la pianta era sana, non aveva difetti, la circonferenza era più che adatta in quanto sorpassa il metro. Quindi una pianta che data centinaia di anni e che quindi noi abbiamo cercato di preservare e che cerchiamo di farlo. Adesso la valorizzeremo appunto piantando anche della segnaletica per cui la gente possa venire qui a usufruirne e poterla vedere ed ammirare. Già da 2 anni che abbiamo avviato le pratiche, però mi hanno detto che ci vuole più di qualche anno per poterla portare a termine e quindi siamo fiduciosi che essa ci venga riconosciuta come tale e quindi già noi adesso cerchiamo di valorizzarla e pubblicizzarla diciamo nei vari siti del comune e quant'altro.